Aggressione e danneggiamento al pronto soccorso Brozzo. Cosa può spingere una persona a un gesto di disperazione così estremo da travolgere la quiete di un luogo di cura? Un pomeriggio di tensione si è vissuto al pronto soccorso dell'ospedale GIP Brozzo di Cagliari. I carabinieri del radiomobile sono intervenuti su segnalazione di un uomo in evidente stato di agitazione. Si tratta di un 33enne residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato, l'uomo si era regolarmente registrato al triage, ma poi ha cercato di forzare l'ingresso nell'area di emergenza. Ha dichiarato di non riuscire più a sopportare il malessere che stava accusando. Il personale sanitario, cercando di gestire la situazione, lo ha invitato a mantenere la calma e ad attendere il proprio turno. Purtroppo, la tensione è esplosa. L'uomo ha inveito contro un'infermiera e, in un impeto di rabbia, ha sferrato un calcio a una barella che si trovava in sosta, danneggiandola. Subito dopo, si è allontanato precipitosamente dalla struttura ospedaliera. I militari sono arrivati pochi minuti dopo la segnalazione e hanno avviato immediate ricerche nelle zone adiacenti. Al momento, l'uomo non è stato ancora rintracciato. È importante sottolineare che, sebbene l'infermiera aggredita abbia scelto per ora di non presentare querela, l'uomo verrà comunque denunciato all'autorità giudiziaria. Le accuse che gli vengono contestate sono interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale. L'intervento tempestivo dei carabinieri è stato fondamentale per garantire il ripristino della sicurezza all'interno del pronto soccorso e permettere la regolare ripresa delle attività sanitarie, spesso già al limite. Quanto stress e pressione gravano su chi lavora in prima linea nei nostri ospedali e su chi, in preda al dolore, cerca aiuto. Incidente mortale a Sant'Antioco, Gianni Calabrò. Come può un tragico istante cambiare per sempre il destino di una persona e lasciare un'intera comunità nel dolore? È una notizia che stringe il cuore, quella che arriva da Sant'Antioco. Gianni Calabrò, un pescatore molto conosciuto nella zona, ci ha lasciati questa mattina. Aveva solo 51 anni. La sua vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente avvenuto proprio a Sant'Antioco. Gianni era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un'auto. Le conseguenze dell'impatto sono state drammatiche. Ha riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico. Nonostante la corsa d'urgenza nella notte all'ospedale Sirai di Carbonia e le cure prestate dal personale sanitario, purtroppo, ogni sforzo è stato vano. Sul luogo del sinistro, per capire come sia potuta accadere una simile tragedia, sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale. Hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi. Quali risposte potranno fornire le indagini per fare piena luce su questo drammatico evento che ha strappato Gianni all'affetto dei suoi cari e della sua comunità? Carenza medici base a San Sperate. Cosa significa per migliaia di cittadini non avere un medico di base? Immaginate di vivere a San Sperate e di trovarvi, da un giorno all'altro, con meno punti di riferimento per la vostra salute. È la difficile realtà che stanno affrontando migliaia di cittadini nel paese. La situazione è diventata particolarmente critica con il recente pensionamento della dottoressa Contini, in pensione dal 1° maggio, che ha lasciato un altro posto medico vuoto. Purtroppo, non è la prima volta che accade. In precedenza sono andati via anche i medici Floris e Satta. E nel caso del dottor Satta, che era un pediatra, il suo posto non è mai stato sostituito. Questa carenza di medici di base sta costringendo i residenti ad affrontare enormi difficoltà nell'accesso all'assistenza sanitaria primaria. Come sottolinea con preoccupazione il sindaco Madeddu, tutto ciò ha conseguenti ripercussioni sulla salute e sul sistema sanitario nel suo complesso. C'è una preoccupazione generalizzata tra la popolazione, perché la mancanza reiterata di un numero adeguato di medici di famiglia sta creando notevoli disagi ai nostri concittadini. Il sindaco comprende le dinamiche complesse legate alla disponibilità di medici, ma è la mancanza di un nuovo bando per nuove assunzioni a destare grande allarme. Per questo, ha già trasmesso una nota ai direttori ASL del distretto Area Ovest, e un'altra di sollecito seguirà a breve. C'è forte fiducia nell'attenzione e nella sensibilità di questi direttori verso le esigenze del territorio. L'obiettivo è che considerino la situazione con la massima urgenza e adottino tutte le misure necessarie per garantire una rapida e adeguata sostituzione della dottoressa Contini, assicurando così la continuità di un servizio medico essenziale per la comunità di San Sperate. Riuscirà San Sperate a colmare questi posti vuoti per garantire il diritto alla salute dei suoi abitanti?
IQ-Foil Torbole, successo Windsurfing Club Cagliari. Vi siete mai chiesti cosa spinge i nostri giovani atleti a volare sull'acqua, sfidando vento e onde? Preparatevi a un racconto di passione, talento e successo. Dal magnifico scenario del lago di Garda arrivano notizie entusiasmanti per il Windsurfing Club Cagliari. A Torbole, cuore pulsante della vela e del windsurf, si è appena conclusa la seconda tappa della Coppa Italia IQ-Foil, la spettacolare tavola olimpica che sta conquistando tutti. Per ben 3 giorni, dall'1 al 3 maggio, le acque del lago sono state il palcoscenico di sfide mozzafiato, con un vento prevalente da sud che ha soffiato tra i 9 e i 16 nodi. Non è stata una competizione qualsiasi, c'erano ben 110 atleti in gara, provenienti da 14 nazioni diverse, rendendo l'evento un vero confronto internazionale. E in mezzo a questa agguerrita flotta, i nostri ragazzi del Windsurfing Club Cagliari, guidati dal coach Andrea Melis, hanno dimostrato un valore incredibile. Dopo 8 prove di corse racing e 2 prove di upwind sprint racing, che richiedono tecnica, velocità e strategia, sono arrivate delle vittorie strepitose. Claudio Capitta e Giulia Maglioni hanno conquistato l'oro, entrambi nella categoria Under 15, rispettivamente maschile e femminile. Un doppio successo che riempie d'orgoglio e testimonia la forza del vivario cagliaritano. Ma l'entusiasmo non si ferma qui. Anche gli altri atleti WCC hanno fatto la loro parte, con buone regate, ottime partenze e feedback preziosi su velocità e angolo. Gian Orlowski ha chiuso al 17° posto, Christoph Orlowski al 26 gradi e Giorgia Cabula al 23 gradi. Piazzamenti che confermano il percorso di crescita costante su queste tavole foil, una disciplina che si conferma tra le più amate del momento, specialmente tra i giovani. E l'avventura continua senza sosta. Il prossimo appuntamento è già dietro l'angolo, sempre a Torbole. Dal 6 al 10 maggio si terranno gli IQ-Foil International Games, un evento che promette ancora più spettacolo e competizione, con ben 240 partecipanti attesi. Questi risultati non sono solo vittorie, ma segnali importanti di un movimento in forte ascesa. Cosa riserveranno il futuro e i prossimi IQ-Foil International Games per questi incredibili talenti del vento?